Amici di Miss e Mister Topolini, sono Mister Rocco, vi conduco all'interno del quinto casting con gli aspiranti Mister. Vi presento subito questo baldo giovane e azzarderei anche molto abbronzato, il numero 31. Nome e cognome. Marsic Giuliano. Oh, Maxi. Marsic. Ah, Marsic, avevo capito Maxi come il discount, scusa. Allora, Marsic, qual buon vento ti porta qui da noi a Mister Topolini? Come mai la voglia di partecipare al nostro concorso? Ma guarda, è stato così un po' per fare qualcosa di nuovo e sinceramente neanche non pensavo di poter mai farlo qualche anno fa. Però vabbè, siamo qua e divertiamoci. Bene, hai detto una cosa giusta, lo dico sempre, la parola divertimento è una parola assolutamente fondamentale, non solo in un concorso di bellezza ma anche nella vita. Senti, proprio di vita parliamo, parlaci un po' di te, cosa fai nella vita, cosa vorresti fare? Allora, io ho 22 anni, lavoro all'Alcatel-Lucent di Trieste come operaio e niente, diciamo che faccio palestra quello che riesco perché gli orari non è che mi permettono tanto divertimento. Ho capito, però hai un sogno nel cassetto, tu hai 22 anni, sei molto giovane, insomma, sei soddisfatto della tua vita o insomma cerchi di perseguire un sogno, magari hai parlato di sport, magari anche, visto che ti sei iscritto a Mister Topolino, una carriera da modello, perché no? Questo non si sa, insomma, non è che posso prevedere il futuro, però per adesso sono contento del mio lavoro e sinceramente spero che continui così. Bene, anche perché oggi come oggi avere un lavoro già tanto, giusto? È difficile, molto difficile. Quindi sei già fortunato, bene, ben arrivato a Mister Topolini, in bocca al lupo, quella è la telecamera, per te anche l'opportunità di dire e salutare chi vuoi. Allora, saluto gli amici, saluto i colleghi e mando un bacio alla mamma. In bocca al lupo. Grazie, crepi.